Ecco, noi lo dico all'americana Mr. Topens, in arte. È un agronomo che purtroppo ha il brutto vizio di cantare, pure canzoni napoletane. Però fino a poco tempo fa noi sapevamo che era soltanto un bravo agronomo, esperto di piante, alberi, anzi se avete problemi potete sicuramente rivolgervi a lui. Come seconda attività il cantante. Che cosa è successo? Una sera d'estate, quest'estate, agosto, al Parco della Rimembranza, passeggiando una sera ho sentito una voce melodiosa, ho detto ma chi sta cantando? Sul Belvedere di Coroglio, e chi incontro? Lui, con un gruppo di amici che cantava questa melodia napoletana gradevolissima. Allora mi sono fermato, mi sono riconosciuto, sono così, mi ha salutato e ho sentito questo concerto, questo breve concerto molto carino della vita, tutte vecchie canzoni classiche che ormai si sono un po' perse, è difficile che le ascoltiamo, però sono così piacevoli, così rilassanti, così danno un senso di pace e di serenità. Ho detto scusa, organizziamolo da noi, perché sono cose molto particolari che si possono fare da noi, e lui è stato d'accordo e quindi ci siamo messi e abbiamo organizzato questa serata. E niente, mi auguro che vi piaccia e sono contento di che trovati qua con noi stasera. Grazie. Allora, immaginate, c'è Vincenzo Russo che è un grande paroliere di canzoni napoletane che incontra il maestro Murolo, il padre di Roberto Murolo, se lo prende da parte e gli dice maestro, le posso chiedere una cosa? Murolo se lo prende da parte e dice chi ha scritto versi come Arapata Fenesta, famma faccia a Maria, non ha da chiamare maestra a nessuno. Arapata Fenesta, famma faccia a Maria, castonga miezza via, speruto d'avere, non trovano le pace. A notte schiara i giorni, sempre basta che attorno, sperando in ci parla, tutti insieme forza. Oi Maria, quanta sonno perdo